Essere fabbrica del domani, questo è il titolo dell'Assemblea dei Giovani Industriali di Confindustria Veneto Est che si è svolta in questi giorni. Essere fabbrica del domani, questo è il titolo dell'Assemblea Generale dei Giovani Imprenditori Confindustria Veneto Est. Focus dell'appuntamento è il cambiamento nel mondo del lavoro. I nuovi paradigmi che si sono delineati in anni recenti mettono davanti a tutto la qualità della vita, il bilanciamento con il lavoro, la crescita professionale, formazione, ma anche flessibilità e sicurezza. L'azienda è un luogo aperto, l'azienda è un luogo di persone e oggi siamo qui per tornare a raccontare quella che insomma per noi è la fabbrica, che è un luogo di comunità, un luogo dove si creano relazioni, non solo cose, dove si cresce insieme attraverso una visione comune. E oggi è fondamentale cambiare la narrativa e la cultura di questo, perché le aziende stanno cambiando, le fabbriche stanno cambiando e quindi abbiamo bisogno di raccontarlo. Un appuntamento che ha sottolineato come stia cambiando il modo di fare impresa, soprattutto rispetto alle nuove generazioni. Io ho una certezza, che i giovani però nel perimetro di gioco stanno al centro. I giovani, con tutta la forza lavoro che sta venendo fuori da questo territorio, che le scuole metteranno a disposizione, i giovani sono al centro. Noi dobbiamo essere ad accompagnare queste nuove sfide che loro dovranno intraprendere, con la convinzione che però non è solo una fabbrica che cambia, ma deve essere un territorio che cambia. Due gli asset principali secondo il presidente Destro: sostenibilità e digitalizzazione. Le fabbriche di domani dovranno essere sempre più delle fabbriche sostenibili, non per un greenwashing dovuto e voluto, ma perché deve essere cambiato il modus operandi e con loro anche il prodotto che le fabbriche dovranno mettere a terra per rimanere dentro, rimanere convintamente dentro a quelle che sono le filiere dove le nostre splendide aziende del nostro territorio sono inserite. Tra i primi aspetti su cui intervenire sicuramente la narrazione e l'approccio al lavoro. La fabbrica innanzitutto deve cambiare, come dicevo prima, dal punto di vista della sua narrazione, perché in realtà portando le giovani generazioni dentro alle fabbriche, dentro alle industrie, si rendono conto che non è lo stereotipo che hanno in mente, e questo è il primo aspetto. L'altro aspetto riguarda proprio l'approccio al lavoro. Le giovani generazioni hanno bisogno di sentirsi coinvolti, resi partecipi, di poter dare un contributo anche al processo lavorativo, e quindi ecco che bisogna cambiare l'approccio. Non basta più dire a un giovane: vieni qua, ti do un lavoro e un salario, perché questo è un elemento necessario ma non sufficiente. Ci vogliono altri aspetti che sono la progressione di carriera, per esempio, far capire qual è l'itinerario lavorativo che questo giovane o questa giovane possono fare, tutto il tema dei benefit, il welfare aziendale, insomma altri elementi che danno qualità al lavoro.